Dal 30 marzo al 3 aprile la quarta edizione del Festival Monfalcone Geografie. 5 giorni e una notte con incontri, lezioni, passeggiate e tante iniziative per comunicare il valore della geografia, per indagare luoghi di oggi e luoghi della storia, paesaggi fisici e dell'anima. La terra come geografia da salvare. Nel Geo Village di Piazza della Repubblica e in molte sedi di Monfalcone. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net, dunque aggiornamenti di cronaca. A conclusione di articolate indagini coordinate dalla Procura di Trieste e condotte dalla locale squadra mobile, è in atto dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione antidroga della polizia finalizzata alla cattura di 9 persone, tutte destinatarie di misura cautelare personale in quanto ritenute in concorso tra loro responsabili di delitti in materia di stupefacenti. L'attività di ricerca e cattura destinatari della misura, che vede l'impiego di oltre 60 agenti della polizia, sta avendo in collaborazione con i colleghi delle squadre mobili di Venezia, Padova, Treviso, Pavia e Rovigo, nelle cui circoscrizioni sono attualmente domiciliati alcuni dei catturandi, e con i reparti cinofili della polizia e del reparto prevenzione crimine. Contestualmente alla ricerca delle persone da arrestare si sta dando esecuzione a diversi decreti di perquisizione emessi dalla Procura triestina nei confronti di persone ritenute vicine al gruppo criminale. E ora restiamo in provincia di Trieste, ma per un incidente stradale, 2 dobbiamo segnalarne. Uno ieri sera, come documenta la telefoto, dove i vigili del fuoco di Muggia sono intervenuti nella strada per Lazzaretto all'altezza del parcheggio di San Rocco per un incidente. I soccorsi giunti sul posto hanno trovato 2 autovetture coinvolte nel sinistro. I pompieri hanno utilizzato il divaricatore e le cesoie oleodinamiche per tagliare il tetto del veicolo, riuscendo ad estrarre dall'abitacolo la persona ferita in condizioni serie. Il personale sanitario del 118 ha trasportato urgentemente all'ospedale. Si tratta di un ragazzo croato ma domiciliato in Italia. Successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza delle 2 auto e dell'area interessata, comunque illesi gli altri occupanti del veicolo coinvolto. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri. E restiamo, come detto, in provincia di Trieste per un'auto andata a fuoco poco fa. Nel primo pomeriggio di oggi nei pressi della bretella di collegamento tra il raccordo autostradale 13 Trieste-Sistiana e la strada regionale Trieste 1 a Trebiciano. Per fortuna l'autista, accortosi che il motore stava andando a fuoco, ha accostato l'auto scendendo in tempo. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Opicina. Andiamo a vedere adesso i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia. Su 4.594 tamponi molecolari sono stati rilevati 330 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,18%. 9.097 test antigenici rapidi realizzati, dei quali sono stati rilevati 1.087 casi, pari all'11,95%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6, i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 142. Nella giornata odierna si registra il decesso di una persona. Andiamo a chiudere con l'Election Day, perché da Roma arrivano le notizie ufficiali. Il 12 giugno dunque si terrà l'Election Day per le elezioni amministrative e referendum, al voto dalle 7 alle 23 in un'unica giornata. Per le amministrative, nei comuni in cui al primo turno non sarà superato il quorum del 50% più 1 del voto da parte del candidato sindaco più votato, si dovrà ricorrere al turno di ballottaggio 14 giorni dopo tra i primi 2 votati al primo turno. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del pomeriggio. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Dal 30 marzo al 3 aprile la quarta edizione del Festival Monfalcone Geografie. 5 giorni e una notte con incontri, lezioni, passeggiate e tante iniziative per comunicare il valore della geografia, per indagare luoghi di oggi e luoghi della storia, paesaggi fisici e dell'anima. La terra come geografia da salvare. Nel Geo Village di Piazza della Repubblica e in molte sedi di Monfalcone.